settimana di marzo e i guariti crescono 2.150. I malati vanno giù con 1.798 pazienti in meno, quindi significa un calo importante nei ricoveri, nelle terapie intensive che arrivano a 749 come numero totale, e anche per l'assistenza domiciliare stiamo a 3.319 le persone in casa che si curano. Ilenia, allora torno da te tra un attimo perché questi numeri, vengo subito da lei professor Lopalco, perché per la prima volta, diceva Ilenia Petracalvina, da 2 mesi, adesso io non sono bravo a fare i conti, non c'è il numero a 3 cifre sulle persone decedute. Questo è un dato, mi sembra veramente, per quanto 99 persone sono comunque tante, ma ne abbiamo documentate purtroppo molte di più, professore. Quindi cosa ci dice innanzitutto questo primo, diciamo, risultato di oggi? Ma sicuramente è un risultato positivo, soprattutto il numero di deceduti, che è quello che noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio, è il numero che si sarebbe in qualche maniera stabilizzato e poi avrebbe volto verso, sempre tendenzialmente verso lo zero per ultimo, perché questo si riferisce a contagi avvenuti tanti giorni fa. Il numero dei nuovi casi è anche un numero confortante.